Ragazzi, li facciamo, li prepariamo insieme questi dolcetti veloci, semplici con la pasta sfoglia? Dolce semplice, veloce, con la pasta sfoglia normale. Qualcuno mi chiede pasta sfoglia per dolci, no, una pasta sfoglia semplice. Ce ne occorrono due, ci occorre la griglia che abbiamo nel forno, proprio la griglia, lo facciamo qua sopra. Ci apriamo la pasta, così, ce la sistemiamo qua, ce la sistemiamo così ragazze. E qua ce la riempiamo. Io ci metto la crema di pan di stelle e un po' di Nutella. Voi ci potete mettere quello che volete. Io oggi la faccio così. Ho messo la crema a sciogliere e ci occorre un paio di banane e la granella di nocciole. Riempiamo con la Nutella. Così. Tutti. Ho schiacciato 2 banane in un piatto con una forchetta e ce lo mettiamo così. Ci mettiamo un po' di granella di nocciole, così. Poi prendiamo l'altra sfoglia. Chiudetela bene così. Accendete il forno a 180 gradi statico, così. Poi prendiamo un'altra teglia e ce la appoggiamo sopra, così, e lo mettiamo in forno. Ragazzi, io l'ho fatto stare mezz'ora. Dopo mezz'ora ho tolto la teglia che avevo messo sopra e l'ho fatto stare qualche 3-4 minuti, ma sono tanti. In meno. Questo qua adesso lo tagliamo. Io ho messo a sciogliere 100 g di cioccolato fondente e 100 g di cioccolato al latte insieme. Ragazzi, questo qua ce lo togliamo e uno se n'è andato, è caduto. Succede anche questo quando uno fa una ricetta e non è tutto perfetto a volte, come si vede nei video. Ragazzi, una volta che si è sciolto il cioccolato, li bagniamo così. Così, e ci mettiamo un po' di granella di nocciole. Io li lascio raffreddare a temperatura ambiente. Se a voi servono prima, li mettete un po' nel frigorifero. Un bacio a tutte.